Chiusa la Scala dei Turchi, dopo i crolli si deve costituire un tavolo tecnico e avviare eventuali interventi di messa in sicurezza. Al posto del dirigente della Digos, Patrizia Pagano, subentra Sergio Carruba, che arriva dal commissariato di Licata. La Pagano prende il posto vacante di Mossuto come capo di gabinetto. Silvio Micelli è il nuovo commissario dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Nuove elezioni fra 4 mesi. La segreteria cittadina del PD è al lavoro per costruire un'alternativa, ad annunciarlo è Silvia Licata, che apre al territorio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, la Scala dei Turchi è stata chiusa a seguito dei ripetuti crolli. In questi 3 mesi di divieto d'accesso sarà attivato un tavolo tecnico in grado di effettuare uno studio approfondito ed attivare eventuali interventi di messa in sicurezza dell'area a forte vocazione turistica. Il servizio di apertura di Lello Casesa. La Scala dei Turchi sarà chiusa per 3 mesi in attesa di interventi urgenti che possano evitare ulteriori crolli e cedimenti. Un provvedimento adottato dal sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, dove ricade il bene, che ha firmato un'ordinanza per interdire l'accesso alla scogliera e tutelare in questo modo l'incolumità pubblica. I 3 mesi saranno necessari agli uffici tecnici per studiare soluzioni immediate ed attivare lavori di messa in sicurezza dell'area e mitigare il rischio eventuale di crolli. La Regione Siciliana, con in testa il presidente Nello Musumeci, ha attivato gli uffici per affrontare il problema, informando immediatamente la Prefettura di Agrigento e tutti gli uffici preposti alla salvaguardia, controllo e tutela del territorio, a cui è stata inviata l'ordinanza del sindaco Zicari. La Scala dei Turchi di Realmonte è un bene ambientale, un monumento naturale da preservare e noi abbiamo il dovere di contrastare il processo di erosione in corso. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ha presieduto in queste ore a Palermo il vertice al quale hanno preso parte il sindaco Zicari, il presidente dell'associazione ambientalista Mare Amico Claudio Lombardo, l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, il capo della protezione civile regionale Calogero Foti, insieme al direttore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce ed il capo del Genio Civile di Agrigento Salvatore Lamendola. Ho chiesto in tempi brevissimi, sottolinea Musumeci, una relazione da parte degli uffici per mettere in sicurezza questo meraviglioso monumento della natura. Esulta Mare Amico, che al vertice ha ribadito l'urgenza dell'intervento, ringraziando il Presidente che ha compreso benissimo i problemi della Scala dei Turchi, dai mancati controlli dell'enorme flusso di visitatori alle ricorrenti frane e la vicenda legata alla proprietà della scogliera. La Regione deve proteggere questa bellezza paesaggistica e l'unico percorso per tutelarla dovrebbe essere quello di espropriare il bene, acquisendo la titolarità della scogliera che crea maggiori preoccupazioni e lavorare ad iscriverla tra i siti patrimonio dell'UNESCO. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha presentato il nuovo capo di gabinetto, Patrizia Pagano, ex dirigente della Digos. Al suo posto subentra Sergio Carruba, che guidava il commissariato di Licata. Alla conferenza stampa era presente il nostro direttore Arturo Cantella. Nel corso di una conferenza stampa stamani, il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha annunciato i recenti cambiamenti in seno all'organico della questura. A seguito di ciò il nuovo capo di gabinetto è la dottoressa Patrizia Pagano, mentre il dottore Sergio Carruba assume la dirigenza della Digos. Sono dei dirigenti di provata professionalità, avevano già svolto servizio in questura anche da parecchio tempo. La dottoressa Pagano nell'incarico di dirigente Digos e ufficio personale, adesso ricoprirà l'incarico di capo di gabinetto e portavoce ufficio stampa, anche come riferimento per le specialità della polizia stradale, ferroviaria e postale. Il dottore Carruba era dirigente di Licata e già aveva diretto il commissariato di Piazza Armerina e la questura di Vercelli, un ufficio della questura di Vercelli. Sarà il nuovo dirigente Digos e quindi si occuperà di tutto ciò che sono incarichi relativi all'antiterrorismo, quindi al monitoraggio degli stranieri, soprattutto nei numerosi sbarchi che vedono impegnato il territorio e il personale di questa questura. Sono molto contenta, sono lusingata intanto che il questore abbia proposto me al Dipartimento per questo incarico, la ringrazio per questo e farò sicuramente il massimo per meritare la fiducia che ha riposto in me. Posso
contare su una squadra comunque di collaboratori molto validi, perché al gabinetto ci sono professionalità che lavorano da tanti anni in questo ufficio e quindi sicuramente faremo bene. Ringrazio il Questore per la fiducia in questo nuovo e avvincente incarico. L'ICAT è stata un'esperienza breve ma intensa e grazie appunto ai colleghi del commissariato siamo riusciti insomma a fare un buon lavoro e adesso siamo pronti per questa nuova avventura. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha nominato l'avvocato Silvio Miceli nuovo commissario straordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Miceli, 50 anni da compiere il prossimo 17 marzo, avvocato penalista fra i più esperti del Foro di Agrigento, in passato è stato pure componente del Consiglio forense. Il nuovo commissario entro 120 giorni convocherà l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Inizia quindi ufficialmente il dopo Cremona nell'avvocatura agrigentina, dove le spaccature con cui è sorto il vecchio Consiglio hanno portato prima alla sfiducia del Presidente e poi alle dimissioni in massa di tutti gli altri componenti, che ne hanno comportato lo scioglimento dopo appena 8 mesi. Agrigento e le elezioni amministrative. La segretaria cittadina del Partito Democratico Silvia Licata annuncia che il partito è al lavoro con l'obiettivo di costruire in un quadro di alleanza un'alternativa, andando oltre le attuali proposte politiche in campo. Quindi si fa appello a tutti coloro che ritengono di poter dare un contributo a partecipare a questa fase politica originale e alternativa, senza alcun pregiudizio e steccato ideologico, con l'unico interesse di mettere al centro del dibattito cittadino i temi della solidarietà, del lavoro, dei servizi e della cultura. Il coordinatore del Movimento Mani Libere di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, denuncia e documenta in foto come un ennesimo scempio al verde pubblico cittadino l'avere tagliato diversi alberi di pino al villaggio Peruzzo. Di Rosa afferma non sarebbe bastata una giusta potatura o una manutenzione ordinaria. Ad un'altra parte di Agrigento è stata cambiata totalmente la fisionomia e la storia paesaggistica. È possibile, scrive, che neppure la recente lettera del Presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali abbiano sortito effetto sul sindaco e sui suoi dirigenti comunali? Agrigento ha un nuovo centenario, Pasquale Marchetta, originario di Cattolica Eraclea. Vediamo. Ha compiuto 100 anni il professore Pasquale Marchetta, originario di Cattolica Eraclea, ma vissuto poi nella nostra città. Una lettera di elogio è stata invitata dalla provincia per la sua attività didattica di professore di lingue e letteratura francese. Anche il comune di Cattolica lo ha festeggiato con la dedica di una targa e una copia in pergamena del suo atto di nascita. Come si sente con i suoi 100 anni? 100 anni, bene, sono lieto che ho raggiunto questa età. Io mi auguro che gli altri seguono la mia via e possano toccare pure i 100 anni, però mi sembra difficile con la vita che i giovani conducono, quindi perché li vedo fumare, frequentare discoteche, e la notte lo fanno giorno e mangiano quello che vogliono, i veleni. Occorre un freno, occorre fermo. Quindi io ci sono arrivato perché gli eventi storici della mia giovinezza non permettevano di assumere questi veleni. Cosa ricorda dei suoi 100 anni, nella sua lunga storia di vita, in particolare qualche ricordo? Ricordo particolari, ricordo intanto la scuola per esempio elementare, avevo 5 anni, mi ricordo una frase della lettura del 5° anno: Olga sa che sua madre è povera e non potrebbe accostarle nulla. Quella frase mi è rimasta impressa per sempre. E poi un altro avvenimento, quindi quando frequentavo la prima media, la prima elementare a Cattolica, naturalmente c'erano bambini che venivano buttati sulla strada e poi frequentavano la scuola. Quindi c'era, mi ricordo, un bambino seduto al primo banco che doveva andare in gabinetto e il cesso lo chiamava gesso. Allora si alza il professore, mi manda a gesso. Il professore Taormina, che io conosco, che era maestro in quella classe, va alla lavagna, prende un pezzo di gesso e glielo do: tieni il gesso. Questo è il gesso, non si dice gesso. Il professore permette che io vada a fare i miei bisogni, eccetera. Del periodo della guerra cosa ricorda?
bombardamenti, ero qua da Agrigento, frequentavo il liceo, sirene che suonavano appena venivano aerei che venivano da Malta, 5 minuti da Malta, che allora erano inglesi, un potere inglese, venivano da Agrigento in cerca di tedeschi, chiamavano pizzatelle, guidate da un solo pilota con la mitragliatrice e volavano a bassa quota, appena veniva un tedesco sparavano e se ne andavano. So che lei si è salvato dal bombardamento, come si è salvato? Si è salvato dal bombardamento lei? A Raffadali trovo un camion che andava passava da Cattolica, mi diede un posto, appena usciamo da Raffadali un aereo ha visto il camion e cominciò a mitragliare a bassa quota verso di noi. Meno male che c'era un ponte, subito l'autista si è fermato, noi giovanotti naturalmente in un Fiat sotto il ponte, e così non siamo stati presi dal fuoco della mitragliatrice. Mi ricordo come se fosse ora. Tanti auguri allora, tanti auguri ad altri 100 anni. Manifestazione di protesta del prossimo 25 gennaio contro l'isolamento viario e infrastrutturale della provincia agrigentina, mentre Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti, sostiene che sia più utile protestare a Roma, si susseguono nuove adesioni. C'è il servizio. Nuove adesioni alla marcia dei sindaci in programma il prossimo 25 gennaio alle 11 ad Agrigento per protestare contro l'isolamento geografico della provincia. Hanno annunciato la partecipazione all'iniziativa il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo e quello di Campobello di Licata Gianni Piccone. Le infrastrutture e la viabilità in provincia di Agrigento, dice Carmelo D'Angelo, devono avere priorità nelle agende dei governi nazionale e regionale. Sono anni che aspettiamo che vengano ultimati i lavori sulla Agrigento-Caltanissetta, sulla Licata Torrente Bremi, sulla Palermo-Agrigento, mentre le strade provinciali restano impraticabili e molte strade statali vengono chiuse, è scomparsa anche la volontà politica di predisporre un progetto per il raddoppio della statale 115 da Gela a Castelvetrano, mentre in altre parti d'Italia gli investimenti si moltiplicano. Partecipiamo convinti alla manifestazione del 25 gennaio alle 11 alla Rotonda Giunone, tutti insieme, i sindaci della provincia con le organizzazioni sindacali, la Chiesa e i cittadini, per chiedere con forza che non venga negato il futuro di questa terra. Allora, devo ringraziare prima di tutto davvero Don Mario Sorce, anche i sindacati e il prefetto che ha fatto da coordinatore, ci ha ospitato in prefettura, e anche Sua Eminenza il Cardinale. In quanto sotto il periodo delle festività natalizie siamo stati convocati per dire basta a questa situazione di marginalità, a questa situazione completamente di abbandono della provincia di Agrigento, e questo ci deve vedere tutti coinvolti. Non c'è un discorso di appartenenza politica o meno, ma c'è un discorso di riscatto di questa terra. Non ne possiamo più, iniziando principalmente dalle infrastrutture, perché se non ci sono infrastrutture in ogni ordine e grado, mi riferisco alle strade statali, alle strade provinciali, ma anche alle strade comunali, quindi significa maggiori risorse economiche e anche professionali, non ci può essere un riscatto, un miglioramento di questa terra. Quindi c'è questo grande appuntamento, invito tutti i cittadini, le associazioni, stiamo vedendo anche di organizzare un pullman per poterci andare e partecipare a questa marcia manifestazione che andrà dalla rotonda di Giunone alla rotonda degli scrittori. Ecco Sindaco, recentemente è stata sbloccata la situazione che era di impasse per quanto riguarda la casa di riposo l'IPAB di Campobello, che ha dato la possibilità, quindi ha scongiurato anche il rischio di licenziamento di alcuni lavoratori. Sì, in questo caso c'è il nuovo Consiglio di amministrazione che si è insediato il 27 dicembre, a cui auguro un buon lavoro al Presidente e tutto l'intero Consiglio di amministrazione. Ovviamente è una situazione non facile nella gestione di quest'ente per situazioni pregresse che si riportano di indebitamento, però il Consiglio di amministrazione nella sua autonomia sa quello che cercare di intervenire, perché è intendimento sia del Comune, perché in un modo o in un altro la eventuale situazione negativa dell'IPAB
l'IPAB si ripercuote al comune. Quindi stanno verificando la situazione che già loro sanno da un punto di vista di dimensione del debito, ma cercheranno di poter attivare delle azioni per cercare di risanare o ripianare il debito di qua ai prossimi anni, e quindi consentire una continuità dell'attività di questi IPAB, perché riesce a dare un ottimo servizio sia al territorio ma anche ai paesi limitrofi. Il fatto che comunque c'è un presidente che sia usciti dal commissariamento e un presidente tra l'altro di Campobello che è Rino Ruiz potrebbe aiutare molto, ecco, nella programmazione futura. Sì, qui voglio stigmatizzare anche il comportamento da parte della Regione, cioè mantenere 2 anni congelato il Consiglio d'amministrazione, dico questo non avere lungimiranza completamente politica, cioè un Consiglio d'amministrazione che era a titolo gratuito, veniva bloccato dall'assessorato alla famiglia, e invece il commissario che era regionale è pagato delle casse dell'IPAB, cioè oltre il danno la beffa. Quindi questi commissari hanno determinato un costo di intorno a 50.000 euro, quindi sono andati ad aggravare ulteriormente le casse dell'ente. Però torno a dire, l'IPAB farà la sua azione, vedranno il Consiglio di amministrazione quali sono le azioni da intraprendere, anche nello specifico su questa vicenda, perché non è possibile, è tollerabile che venga fatta politica mandando dei commissari nelle IPAB quando un sindaco aveva già nel gennaio del 2018 designato un consiglio di amministrazione. Ora, con la presenza del consiglio di amministrazione, con molte difficoltà e criticità che ci sono per attività che aveva anche attivato il commissario, cercheranno di affrontarle e cercare di dare tranquillità al personale che è presente all'interno dell'ente. Una voce fuori dal coro, quella del presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento, Alfonso Cimino, che dice: probabilmente sarebbe stato più utile manifestare a Roma. Ritengo che i politici abbiano responsabilità sulla questione della viabilità. 3 uomini armati di pistole e con il volto coperto hanno rapinato un distributore di carburanti in contrada Madonna dell'Aiuto a Canicattì. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. I rapinatori erano a bordo di una Fiat Punto e hanno portato via l'incasso della giornata, quantificato in circa 1.000 euro. Delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato di Canicattì. I poliziotti hanno aperto la caccia all'uomo. Indispensabili potrebbero rivelarsi le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Quanto accaduto in contrada Madonna dell'Aiuto non è che l'ennesimo episodio. Sistematicamente ormai quel distributore di carburanti viene preso di mira e razziato dai criminali. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Tra poco. L'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Agrigento, ospite dell'ex provincia per una giornata di orientamento e di confronto con il territorio. Docenti e studenti stamani al punto informativo di Porta di Ponte, gestito dall'ex provincia regionale, occasione anche per promuovere l'Open Day. Arturo Cantella. L'iniziativa consiste nel presentare quella che sono gli Open Day della scuola che sta mettendo in atto da questa settimana fino alla prossima. Oggi siamo qua in questo InfoPoint che ci ha gentilmente concesso la provincia. Abbiamo invitato alcune persone che sono state un punto di riferimento per la scuola, ci hanno dato grande collaborazione in questi anni, tra cui il dottore Gramaglia, che proprio ultimamente non solo ci ha permesso di andare al reparto di pediatria ad allietare un po' quello che sono, insomma, le leggenze dei bambini, ma ha avuto anche la possibilità di fare un corso di formazione sul diabete scolastico, diciamo infantile, proprio pochi giorni prima di Natale. Abbiamo accolto e accoglieremo durante la mattinata anche altre persone, proprio per lo scopo è quello di presentare l'offerta formativa della scuola e di promuovere gli Open Day che si svolgeranno a partire da oggi pomeriggio nel Polo Monserrato Villa Seta. Domani sarà la volta del plesso San Giovanni Bosco in via Dante e poi lunedì continueremo nel plesso Tortorella in via Sametello e concluderemo nel plesso Manzoni in via Manzoni. Un'iniziativa apprezzabile, permette la diffusione del processo formativo della scuola Quasimodo a livello agrigentino, sicuramente è un momento di impegno anche per le istituzioni che sono state invitate. Diceva bene la Presidente
preside Nellina Limbrici, che con noi, diciamo, come reparto di pediatria abbiamo già organizzato alcune cose, il corso di formazione in diabetologia, vogliamo fare altre cose, per esempio il corso di formazione in pediatria di emergenza, vogliamo fare anche istituire, se possibile nel tempo prossimo, anche una scuola che possa servire a un rilancio anche dell'attività soprattutto pomeridiana nel mio reparto di pediatria. La scuola presenta i suoi gioielli e i suoi gioielli sono gli alunni e le iniziative, perché la Quasimodo vuole essere una scuola d'avanguardia. Crollo delle nascite in tutta Italia, in Sicilia la flessione maggiore, i particolari nel servizio. Non accenna a ridursi l'emorragia di nascite nel bel paese e in Sicilia si registra il calo maggiore di tutta Italia. Sulla base dei dati diffusi dall'Istat e relativi ai primi 8 mesi del 2019 possiamo stimare che nell'arco di tutto l'anno appena trascorso siano venuti alla luce in Italia 11.416 neonati in meno rispetto all'anno precedente. Un crollo che ha colpito in particolare le regioni del sud, Sicilia in testa. Parola del pediatra Italo Farnentani, ordinario alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta, che da anni monitora l'andamento della natività in Italia. Se nel 2018 sono nati 439.747 bebè, per il 2019 possiamo stimare 428.331. Ma se guardiamo alle varie regioni, anche in questo caso emerge un'Italia più velocità, dice il pediatra all'ADN Cronos Salute. Tenendo conto soltanto dei primi 9 mesi del 2019 e quindi dei numeri dell'Istat, nel nord-ovest c'è stato un calo più contenuto rispetto alle aspettative. Nel nord-est la diminuzione ha seguito le attese. Se il centro Italia resta sostanzialmente stabile, il vero crollo avviene al sud, dove si concentra il 36% del totale di tutte le perdite dei neonati italiani, sintetizza il pediatra. In particolare in Sicilia si registra una perdita di neonati quasi doppia rispetto all'anno precedente e se 15 anni fa nell'isola nasceva il 10% dei bebè italiani, ormai siamo al 9,4%. Dove c'è lavoro, afferma Farnentani, ci sono le nascite. Se i giovani sono in qualche modo spinti a trasferirsi, la ben nota fuga di cervelli si traduce anche in fuga di culle, conclude il pediatra. Questi dati però potrebbero essere utili per studiare interventi mirati a contrastare l'emorragia di nascite. Palma di Montechiaro è tra le 5 città siciliane candidate a Capitale della Cultura Italiana 2021. In proposito il sindaco Stefano Castellino ha costituito un gruppo di lavoro per la candidatura composta da Angela Rinollo, Giuseppe Todaro, Marilena Vaccari e Alfonso Di Vincenzo. I 4 opereranno gratuitamente. Lo stesso sindaco Castellino commenta: è una sfida che forse più può sembrare molto ambiziosa, ma siamo certi e convinti che la storia del nostro paese meriterebbe questo grande riconoscimento, anche perché da tempo abbiamo intrapreso la strada del cambiamento. 2 i blitz della Guardia di Finanza di Palermo che hanno portato al sequestro di più di 65.000 articoli di vario genere, non conformi alle normative di sicurezza e sprovvisti del marchio CE. Il primo blitz a Termini Imerese, dove militari del gruppo locale hanno sequestrato più di 33.000 prodotti destinati alla cura della persona non conformi agli standard di sicurezza previsti dall'Unione Europea. Gli articoli erano detenuti per la vendita in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi, pertanto tutta la merce è stata posta sotto sequestro amministrativo. Nello specifico la merce in rassegna era sprovvista, come detto, del previsto marchio CE, nonché delle indicazioni del produttore ed importatore, del luogo di origine e delle istruzioni e precauzioni per l'utilizzo. Oltre al sequestro della merce, ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative con la conseguente segnalazione alla Camera di Commercio e all'ASP competente. Il secondo blitz a Balestrate, dove finanzieri della compagnia di Partinico hanno sequestrato all'interno di un grande magazzino gestito da imprenditori di nazionalità cinese oltre 32.000 articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, orologi, casalinghi, articoli per la casa e per il fai da te, nonché prodotti di vario genere, anch'esse non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e riproducenti un marchio CE mendace. Le Fiamme Gialle, nel corso dell'ispezione all'interno dei locali commerciali, hanno rinvenuto sugli espositori destinati alla vendita migliaia di articoli privi delle indicazioni in italiano per il consumatore, ovvero del marchio CE, che tra l'altro ne attesta la conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza.
Parte dei prodotti inoltre recavano sulla confezione di vendita e sugli articoli stesse marchi CE palesemente mendaci che potevano indurre in inganno il consumatore finale. In più, gli accertamenti svolti nei confronti dei lavoratori addetti alle vendite, identificati all'atto dell'accesso da parte dei finanzieri, hanno permesso di apprendere che su 3 dipendenti 2 svolgevano l'attività completamente in nero. Il responsabile, di etnia cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per contraffazione d'utilizzo di segni mendaci e per le violazioni al codice del consumo ed è stato contestualmente segnalato alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni pecuniarie. Per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro è stata avanzata all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo apposita proposta di sospensione dell'attività commerciale stante il superamento della soglia del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il Comune di Licata prepara la documentazione per il rientro in servizio del dirigente Vincenzo Ortega, assolto nel processo per abuso d'ufficio sul porto turistico Marina di Cala del Sole. I dettagli nel servizio. Il Comune di Licata prepara la documentazione per il rientro in servizio del dirigente Vincenzo Ortega, fresco di assoluzione nel processo per abuso d'ufficio sul porto turistico Marina di Cala del Sole. Il Consiglio Comunale ha revocato la precedente delibera che aveva di fatto messo alla porta il dirigente comunale, ancora sotto scorta per il caso delle demolizioni di immobili abusivi e che avrebbe portato al suo licenziamento. Con 22 voti favorevoli ed 1 contrario, il Consiglio Comunale nell'ultima seduta del 2019 aveva approvato la revoca della delibera numero 50 che ripristina le dirigenze al Comune di Licata con l'abolizione delle posizioni organizzative. La proposta era stata inoltrata da 6 consiglieri comunali, tutti di opposizione: Calogero Scrivali, Gaetano Aronica, Anna Triglia, Genna Ortega, Vincenzo Carità e Melania Dorsi, che avevano chiesto alla giunta guidata dal sindaco Pino Galanti di fare marcia indietro rispetto alla scelta di azzerare la dirigenza dell'ente. Il voto unanime del Consiglio Comunale obbliga dunque l'amministrazione guidata dal sindaco Pino Galanti a richiamare in servizio Vincenzo Ortega. L'ex dirigente comunale, l'unico rimasto in carica prima della cancellazione delle dirigenze, dopo che i suoi colleghi sono andati in pensione, attualmente è componente della commissione prefettizia che amministra il Comune di San Cataldo, ma è pronto a tornare alla guida della burocrazia comunale. Sono ben lieto di tornare a lavorare alle dipendenze del mio comune, ha detto Ortega, nonostante sia consapevole del fatto che troverò una situazione disastrosa per le evidenti difficoltà dell'ente dal punto di vista strutturale ed economico-finanziario. È chiaro che adesso l'amministrazione comunale dovrà fare in modo, aggiunto l'ingegnere Vincenzo Ortega, di affiancarmi altri dirigenti in modo da far ripartire l'azione gestionale del comune. Quanto ai processi in cui ha dovuto difendersi, Ortega dice: ho dedicato la mia vita professionale al mio comune, ho lavorato con impegno e dedizione, sebbene le circostanze più o meno strumentalizzate abbiano tentato di dimostrare il contrario, ad opera di chi aveva come obiettivo di legittimarmi. Chi fa nella pubblica amministrazione può trovarsi a inciampare in procedimenti penali, ma come si è finora dimostrato, tutti i giudizi sono stati a mio favore, quelli amministrativi, porto turistico, quelli civili, società Corallo, quelli penali, concessione di Via Palma e adesso anche il porto turistico. Di certo, chi non fa non si troverà mai a subire procedimenti. Io sono certo di non avere sbagliato e lo dimostra la sentenza di 2 giorni fa emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, che lo ha assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e brogli per eludere il pagamento di 7 milioni di oneri concessori relativi alla realizzazione del porto turistico che dovevano essere versati dal costruttore, l'imprenditore Luigi Geraci, al comune di Licata. Ortega, che aveva rinunciato alla prescrizione, ha incassato l'assoluzione. L'ingegnere Ortega è stato mediaticamente esposto dopo la decisione del comune di Licata nel 2016 di avviare le demolizioni di 219 immobili abusivi nella zona costiera. È lui che ha curato ogni dettaglio, dall'istituzione dell'apposito capitolo di bilancio alla predisposizione delle gare d'appalto fino alla fase operativa con le ruspe che sono state azionate. Ed a causa della sua attività di repressione del fenomeno è stato oggetto di una pesante intimidazione col fuoco. È stata incendiata la macchina, un SUV Audi A5 in uso alla moglie nella propria villa a Mollarella.
Saldi invernali in Sicilia, si registra un'impennata delle vendite del 10% rispetto alle aspettative. La presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, commenta: c'è la tendenza al consumo paragonati allo scorso anno. Nella prima settimana stiamo registrando l'aumento degli affari tra il 5 e il 10%. È una tendenza positiva, confermata anche dalla spesa per famiglia di circa 120 euro, nonostante la concorrenza degli acquisti fatti in rete e chi spinge per l'abolizione dei saldi. La stagione degli sconti rimane uno dei momenti più importanti per il commercio. I saldi termina, non si toccano. Adesso il calcio, equilibri in classifica tra le squadre che militano in eccellenza. Carmelo Lentini. Non è l'Acragas che va male e perde terreno, ma sono le altre di testa che vanno a gonfie vele. Il paro esterno di Mazara poteva andare meglio se ci fosse stata maggiore fortuna e i 2 legni colpiti testimoniano che la squadra è sempre viva ed è nelle condizioni di potersi rifare. Domenica prossima arriva l'Esseneto di Monreale, una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica ed il ritorno alla vittoria è d'obbligo. Tra l'altro le prossime 4 gare vedranno affrontare la compagine dei Templi rispettivamente, a parte il Monreale, con il Castellammare fuori casa, poi in casa con l'Oratore Marineo, fuori ancora con la Sanghataldese e il derby dell'Esseneto con il Canicattì. In un certo qual senso si decidono in parte le ambizioni biancazzurre, augurandosi che le dirette avversarie non riusciranno a fare di meglio. La trasferta di Mazara ha dato dei segnali confortanti: difesa attenta, tridente d'attacco efficiente ma sfortunato, centrocampo accettabile. In questo momento ciò che manca all'Acragas è l'utilizzo del centrocampista Pirrone, con un passato in B e in C e poi tanta Serie D. Indiscutibile il suo valore tecnico, che potrebbe costituire il vero asso nella manica per il tecnico Totovullo, che saggiamente attende l'esito di alcuni esami strumentali per averlo pienamente a disposizione. Intanto il giudice sportivo ha comminato diverse giornate di squalifica ad alcuni calciatori del girone A di eccellenza. Sono state inflitte 4 gare di fermo a Ba Malik del Castellammare, a Girolamo Iannello della Pro Favara, poi 3 gare di squalifica a Salvatore Di Marco della Sanghataldese, 2 gare di squalifica ancora al portiere Daniele Pandolfo dello Sporting Vallone, una gara di squalifica a Giuseppe Iezzi del Canicattì, Davide Testa del Dattilo, Francesco Tarantino della Parmonval, Pier Giorgio Rallo del Dattilo e Sario Faie della Pro Favara. Si pensa allo Sporting Vallone, la squadra rivelazione del campionato di eccellenza Sicilia, girone A, il Canicattì, allenato da Pippetto Romano, dopo la prestazione convincente nel derby col Pro Favara, terminato con la vittoria per 1-0, rete di Federico Matera, sta preparando la trasferta in programma domenica allo stadio di Mussomeri contro la formazione del Vallone. All'andata era finita 6-2 per i biancorossi e quel risultato non va giù ai nisseni, allenati dall'agrigentino Accursio Sclafani, che adesso attendono l'avversario al varco. Attenzione però, non è il Canicattì di inizio campionato, adesso la squadra è più matura e con gli ultimi innesti, soprattutto con gli acquisti azzeccati di Lupo e Matera, inizia a far paura alle grandi e ne è testimonianza la posizione in classifica, secondi alle spalle del Dattilo, capolista a meno 5 punti. Dattilo che ha conosciuto la prima sconfitta in campionato nella sfida proprio col Canicattì. La squadra si è allenata anche ieri allo stadio Saraceno di Ravanusa agli ordini del tecnico romano e del preparatore atletico Daniele Trombino. Lavoro a parte solo per Vito Lupo, che deve recuperare da un infortunio e molto presto tornerà nella piena disponibilità dell'allenatore biancorosso. Si stanno integrando bene nel gruppo anche i ricatesi Giuseppe Pira e Medi Lauria, arrivati da qualche settimana in casa Canicattì. Pira, centrocampista ed ex bandiera delicata calcio, domenica scorsa contro il Pro Favara non è stato utilizzato dal tecnico romano, sebbene fosse stato convocato e si è accomodato in banchina. Discorso a parte per Giorgio Iannizzotto, che è stato tesserato lo stesso giorno in cui ha firmato Pira, ma che per problemi di carattere personale ha rinunciato a giocare con la maglia del Canicattì. Il ragazzo ci ha chiesto del tempo perché deve risolvere alcuni problemi di carattere personale, ha commentato il direttore sportivo Alessandro Avarello. Precisiamo che è stato tesserato con noi regolarmente come annunciato dalla nostra società. Contro lo Sporting Vallone il tecnico Pippo Romano dovrà fare a meno di Giuseppe Iezzi, che è stato espulso per somma di ammonizioni domenica scorsa dal direttore di gara nel derby col Pro Favara, ed è un problema perché Iezzi, oltre al talento, garantisce la presenza
Sander in campo come da regolamento. Migliora di partita in partita anche Walter Malluzzo, a cui il tecnico biancorosso sta dando fiducia soprattutto in attacco. Malluzzo è stato il migliore in campo nel derby col Favara. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.